Eccoci qua, buonasera a tutti cari amici e amiche. Oggi un altro argomento davvero molto interessante, bellissimo. Noi parliamo sempre di nuraghi, preistoria, protostoria, insomma. Questa volta andiamo in una storia più recente ma davvero bellissima, sensazionale, che non si studia molto in realtà nelle scuole, quindi approfondiremo. Allora, fatemi controllare qui le ultime impostazioni. A chi si sta collegando, per favore mettete un pollice su oppure scrivetemi che è tutto ok con l'audio e il video, così siamo più tranquilli prima di iniziare. Oggi siamo in 3, c'è anche un altro ospite. Allora, adesso perdiamo qualche minuto così vi do il tempo di collegarvi. Condividete la diretta, quindi condividete subito la diretta nei vostri profili, in qualche gruppo che magari seguite o vi piace, e soprattutto scrivetemi se è tutto a posto, sia con l'audio che con il video, così siamo più tranquilli. Adesso mando avanti gli ospiti, così vi faccio vedere. Eccoli qua. Allora, ci siamo tutti e tre. Allora, abbiamo lo scrittore e giornalista Vindice Lecis. Buonasera. Buonasera. Grazie di essere qui con noi, così ci racconti un po' il tuo ultimo lavoro, che deve essere davvero bello, quindi non vedo l'ora anche di leggerlo. Poi abbiamo con noi per la prima volta il nostro caro Fabio. Fabio manca, finalmente avete un volto alla persona che segue e gestisce il nostro gruppo Facebook, e lui, il nostro moderatore appassionato di storia, l'abbiamo qui con noi in quanto, essendo anche di Sassari e appassionato dell'argomento, l'ho voluto mettere qui insieme a noi. Allora, vi state collegando? Ancora non mi ha scritto nulla nessuno. Scrivetemi se è tutto a posto con l'audio e con il video, per favore, così siamo più tranquilli. Condividete la diretta, ok, nei vostri profili. Io nel frattempo vado a farvi vedere il nostro video, la nostra sigla, che ormai state imparando a conoscere e imparare anche nella musica, che è di un gruppo sardo sono molto bravi, la musica è davvero molto bella e li ringrazio per averci concesso di usarla per questa piccola sigla. Vado con la sigla, andiamo.
Benissimo, eccoci ritornati in diretta. Per chi si fosse collegato adesso, siamo in compagnia di Fabio Manca, che è uno dei tanti che fanno parte del team di Sardegna Turistica, grande appassionato di storia, è lui che gestisce il nostro gruppo Facebook. Sarà qui con noi perché è un argomento che gli piace molto, quindi voleva fare alcune domande, discutere di alcune cose con Vindice Lecis, e quindi è qui con noi. Avete finalmente un volto a quella persona che ogni tanto vi riprende o modera un po' le questioni sul gruppo. E abbiamo qui con noi naturalmente anche Vindice Lecis, che ha scritto un ultimo libro su un argomento davvero molto interessante, molto bello, quindi l'abbiamo invitato per raccontarci un po' il suo romanzo. Quindi non è una vera e propria puntata incentrata su fatti storici, ma è dal punto di vista di uno scrittore, un giornalista che ha studiato l'argomento per poi venirne poi con un libro che è un romanzo su fatti realmente accaduti, giusto Vindice? Tanto buonasera, grazie dell'invito e contentissimo di fare una prima assoluta, anche se virtuale, di questo mio nuovo libro. Io è giusto, quindi questa è la prima assoluta. Una volgarissima pubblicità, questa è la copertina, il Eccolo libro lì. è arrivato oggi in Sardegna e nei prossimi giorni sarà distribuito nelle librerie. La prima presentazione fisica sarà venerdì a Cagliari alle ore 17:30 nella Sala Fondazione di Sardegna. Fatta questa necessaria pubblicità, sì. Entriamo subito nel merito. Tu hai detto giustamente che non parliamo di avvenimenti storici, in realtà questo romanzo è mani e piedi dentro la storia sarda, perché noi festeggiamo ogni anno, da un decina d'anni, adesso mi sfugge anche qualcosa di più, Sadie della Sardegna, cioè celebriamo un qualcosa di cui secondo me sappiamo ben poco. Che cosa Molto celebriamo? poco. Celebriamo lo scommiato, si usava questo termine, cioè la cacciata dei piemontesi dalla Sardegna il 28 aprile, dai primi di maggio in realtà sono stati cacciati, ma diciamo questa insurrezione popolare del 28 aprile del 1794 a Cagliari, e poi la cacciata proseguì a Sassari e ad Alghero e nelle altre città regie della Sardegna. Insomma, piemontesi, i funzionari piemontesi di alto livello, i nobili o anche quelli meno nobili, insomma erano più di 500 e furono tutti imbarcati in 7 imbarcazioni noleggiate dalla Reale Udienza e dagli stamenti sardi, che improvvisamente decisero appunto di cacciare. Però la cosa importante è che tra il 1793 e il 1796, che poi sono gli anni che io ho preso per raccontare la vicenda, il romanzo si chiama L'Alternos, il romanzo della Sarda rivoluzione. L'Alternos è Giovanni Maria Angioi, ma in realtà parliamo di tante altre cose. La Sardegna sono state teatro di un sommovimento di grandissimo peso dal punto di vista storico, masse notevoli di braccianti, ma anche persino di piccola nobiltà rurale, sacerdoti, hanno, diciamo così, posto all'ordine del giorno la fine della tirannia feudale. Ma questo è arrivato in una fase successiva. Tutto inizia, diciamo, se posso, poi interrompetemi voi naturalmente con domande. Sì. No, Diciamo prima il romanzo di... storico, Gianmario, finisci. serve, lo dico a Fabio, a Gianmario, serve non tanto per fare un saggio appena edulcorato, no, è un'altra cosa. Il romanzo storico serve a costruire un'atmosfera, serve a, come dire, dare il senso dello scontro, del conflitto che è esistito nella storia, in questo caso della Sardegna. I documenti ci dicono molto ma non ci dicono tutto, è come le pietre degli archeologi, ci dicono tantissimo e non ci dicono tutto. Allora il romanzo storico aiuta molto nella comprensione. Io posso azzardare anche delle cose. Come lo faccio? Lo faccio facendo vivere dei personaggi credibili. E qui, accanto a Giovanni Maria Angioi, a Gioacchino Mundula, a Francesco Cillocco, ma anche ai viceré, ai nobili che sono citati, eccetera, vivono e interagiscono personaggi di fantasia che sono però persone semplici, umili. In particolare, posso citarli,
due braccianti poverissimi di Ittiri, dove esisteva un grande feudo che era quello del conte di Ittiri e barone di Uri, due paesi del nord-ovest della Sardegna, importanti dal punto di vista della produzione cerealicola e non solo. Questi due non hanno scarpe, vivono prendendo una miseria. I dati ufficiali ci dicono che un bracciante prendeva 10 soldi al giorno per comprare uno starello di grano che bastava per una settimana, veniva pagato 70 €. Quindi praticamente io la mia paga la usavo soltanto per mangiare, Solo per mangiare. letteralmente al giorno. Quindi questo mi ha consentito di spiegare, di raccontare le dinamiche del potere feudale, in quel momento a Ittiri-Uri, ma gran parte dei feudatari della Sì, Sardegna, così, quindi le tasse, le gabelle, le prepotenze, le violenze, e sì, quindi anche il tentativo di queste persone, in questo caso i due braccianti che sono tra i protagonisti di fantasia, la difficoltà a acquisire quella che un tempo veniva chiamata coscienza di classe, di appartenere a una classe di sfruttati che doveva ribellarsi. E questa ribellione però sì, poi avviene però guidata non da loro stessi, ma dalla piccola borghesia nella città, dalla borghesia nascente, diciamo, di quel periodo, ma anche dalla come dire, nobiltà rurale, nel caso di Ittiri e di Uri, ma di tantissimi altri centri, di Tiesi, del Meilogu, dell'Ozierese e di altre zone, anche del Campidano. Questo è il primo aspetto. Ma c'è anche un altro personaggio, altri personaggi di fantasia che mi hanno consentito di raccontare altre cose. Per esempio c'è un sanculotto. Chi sono i sanculotti? I sanculotti sono quelli che non avevano, diciamo così, pantaloni sino al ginocchio durante chiamiamola rivoluzione francese, cioè i poveri, le grandi masse popolari di Parigi in particolare, ma non solo di Parigi. Questo pastore di Bono, diciamo accusato di un omicidio, fugge dal suo paese e va in Francia e capita nel mezzo della Francia rivoluzionaria, dello scontro. Addirittura c'era il processo a Luigi Capetto, cioè al re, e quindi ha modo di conoscere il club dei Giacobini, di partecipare all'assalto delle Tuileries, allo stesso tempo di conoscere in un attimo Robespierre, Marat, Saint-Just, i personaggi della rivoluzione. E quindi lui viene mandato, e quindi arriviamo all'attacco all'inizio del nostro lavoro, viene mandato in Sardegna insieme a un grande corpo di spedizione per la conquista della Sardegna. Lui e altri ah, avevano il ecco. compito di commissario politico, diciamo così, di questa. Prego. No, quindi hai creato dei personaggi che ripercorrono anche la storia, quella vera, quella originale. È molto interessante. Scusami un attimo, allora io voglio invitare tutti quelli che stanno seguendo a condividere la diretta, quindi condividete la diretta nei vostri profili, in qualche gruppo che magari seguite, se fa piacere guardare, stare in nostra compagnia, ma credo di sì perché l'argomento è molto interessante. Poi Giacomo lo stai ponendo, è molto bello. Ciao Diego, Diego era con noi, buonasera anche a te, era con noi la scorsa settimana, una puntata straordinaria, caro Diego. Anche questo è un argomento... Mario, Sì. Perdonami, volevo fare una domanda a Sì. Vindice, che io parto dal presupposto che in Sardegna ci sia, per colpe, insomma, diciamo ataviche, per colpe generali, poca conoscenza dell'argomento, ma anche molta confusione. Proprio a livello di classi sociali, i piemontesi, la borghesia, il clero, i feudatari, in realtà non possiamo metterli tutti da una parte, cioè tutti sono buoni, tutti sono cattivi. Puoi spiegarci esattamente com'è la suddivisione, cioè come vivono le persone in Sardegna, il popolo, con chi si schiera, se i nobili sono tutti dalla parte dei piemontesi oppure no, se c'è un clero buono, un clero cattivo? Sì, diciamo, è una chiacchierata
simpatica, sì. la nostra è difficile. Allora, tanto in ogni romanzo storico, in ogni romanzo che rappresenta il momento, il periodo, l'atmosfera e rappresenta anche i contrasti, i conflitti, e non è che ci siano degli eroi, no, non ce n'è eroi, ci sono i buoni e i cattivi, lasciamoli da perdere. Qualsiasi eroe è buono e cattivo allo stesso tempo, e qualsiasi personaggio va, come dire, analizzato nella sua sfaccettatura. Prendiamo, che so, un personaggio fortemente criticato, odiato, il duca dell'Asinara, per esempio, Antonio Manca. Questo era un feudatario considerato da tutti gli storici di vari orientamenti, sia degli storici ottocenteschi che gli storici, diciamo così, più recenti, come un personaggio bizzarramente crudele. Aveva persino inventato, a parte che era un grande feudatario, aveva terreni nel Meilogu, nella zona di Sassari, eccetera, migliaia degli attuali ettari, aveva inventato persino una tassa tra le tante che tutti i feudatari riscuotevano, erano 10-15 imposte, ai pastori, agli agricoltori, Quella ma sui non topi. solo. Aveva inventato persino una tassa sua, una tassa preventiva, si chiamava sosupeddos de sossoricos, cioè praticamente degli imbutti di grano in più in previsione che i topi li mangiassero, che mangiassero il frumento. Questo era uno dei tanti aspetti di critica che ne fa. Il duca dell'Asinara, però, uscendo diciamo così, dalle battute, è stato anche il capo della feudalità più reazionaria, che cercò, insieme al conte Ledà di Itiri e ad altri, cercò di staccare Sassari da Cagliari. Ma in che senso e perché? Perché Cagliari ormai, dopo la cacciata dei piemontesi, dopo la morte di due personaggi sardi che però rappresentavano la restaurazione del vecchio potere regio e viceregio, Pizzolo e il marchese di Planargia, praticamente la Reale Udienza che governava la Sardegna aveva all'interno un grande personaggio che appunto era Giovanni Maria Angioi, che veniva accusato già da allora, pur non essendolo ancora Angioi, di essere un giacobino. Ora, il termine giacobino era usato come si usa adesso il termine comunista, cioè sei un comunista, quasi come se fosse un'offesa. Ecco, allora si usava il termine giacobino allo stesso modo. Giacobino voleva dire amico della Francia, amico di chi aveva tagliato la testa al re e alla regina, amico di chi aveva tolto ai feudatari le terre, amico cioè di chi si batteva contro il privilegio. Questo in linea generale. Quindi Sassari, non tanto la città, a Sassari abitavano tutti i feudatari del Dogudoro e del Meilogu, avevano le case a Sassari. Sassari era una città di circa 20.000 abitanti, 19.000, 18.000 abitanti, e lì abitavano in tutte queste belle case questi feudatari, quelli che ho citato e altri, con le loro famiglie, con i loro privilegi, eccetera, eccetera. Quindi, per la paura di un sommovimento rivoluzionario che dal sud della Sardegna arrivasse sino a Sassari, decidono, insieme al governatore e all'arcivescovo della Torre, un piemontese, decidono di staccarsi da Cagliari. E addirittura il governatore chiede alla flotta inglese che stazionava nei pressi, vicino alla Sardegna e la Corsica, di intervenire nel caso i rivoluzionari fossero arrivati a Sassari. Tutte cose che magari lo sanno gli storici, ma non lo sanno i nostri, diciamo, concittadini. Che cosa succede? E questo è l'altro punto importante. Che gli stamenti, cioè i parlamenti, e il viceré in quella fase, il nuovo viceré, non quello che era stato cacciato, Vivalda, decidono di fare dei provvedimenti, dei decreti, si chiamavano pregoni, e di portarli in tutta la Sardegna, dicendo che se i vassalli avevano qualche rimostranza da fare con i loro feudatari, avessero il diritto di farlo. E quindi sale da Cagliari il commissario degli stamenti Francesco Cilocco, accompagnato da un grande personaggio della Sassari del periodo, cioè l'avvocato Gioacchino Mundula, che era un avvocato molto facoltoso, una personalità molto vivace anche dal punto di vista economico, e lui era un repubblicano,
immaginiamo a fine del Settecento un repubblicano, quindi un uomo collegato con i fermenti rivoluzionari dell'epoca. Ebbene, la cosa interessante è che mentre risalgono la Sardegna, diversi giorni, arrivano a un certo punto Cillocco a Tiesi, comizio infiammato, le persone si armano, viene devastato e gettato giù il palazzo baronale. Dopodiché, pochi giorni dopo, le popolazioni si chiamava dell'area di Montemaggiore, del dipartimento di Montemaggiore, che era un feudo del duca dell'Asinara, per la prima volta nella storia della Sardegna, ed è un fatto straordinario. Diciamo che sa die della Sardegna, se posso fare una battuta polemica, è più questa vicenda di Tiesi che la cacciata dei piemontesi, che è stata fatto di straordinaria importanza. A un certo punto, leggo qui, hanno fatto uno strumento pubblico dal notaio, tutti i vassalli, da quel momento non riconoscevano più nessun feudatario. Ed erano pronti però, e poi l'argomento è stato copiato, seguito, e quindi aiutato anche da Angioи in un'altra parte, dagli altri paesi, dagli altri villaggi, pronti a rifondere il feudatario dei danni eventualmente subiti, cioè una rivoluzione, chiamiamola pacifica, che pacifica non era, ma di estremo coraggio e di estremo valore. Ebbene, questa marcia di Cillocco e poi di Mundula si conclude come? Con un esercito contadino le fonti dell'epoca ci dicono 13.000 persone, ma in realtà non era così. Diciamo che le fonti più oneste, ci dicono un migliaio, diverse migliaia di persone, donne, uomini, sacerdoti, braccianti, ma anche proprietari. Assediano Sassari, tutti armati, migliaia di uomini armati, assediano Sassari il 29 dicembre del 1795, e il giorno dopo la città manda una delegazione all'esterno per vedere che cosa volete. Noi vogliamo, dice Mundula e Cillocco, ma Mundula era la personalità forte e non era neanche commissario degli stamenti, si era preso questo ruolo, anche qui è una cosa curiosissima. Noi vogliamo che voi obbediate al viceré, quindi non c'era gran cosa di rivoluzionario. E gli dice, vogliamo che tutti i privilegi, eccetera, eccetera, vengano messi da parte e dobbiamo liberare Sassari, vogliamo vedere se sono stati compiuti dei reati. Bene, la notte stessa tutti i feudatari più importanti fuggono, chi alla corte di Torino, chi appunto nella Nurra, chi in Corsica. E la cosa curiosa, e chiudo, che Cillocco e Mundula, con l'esercito contadino che entra nella città il giorno dopo, cioè il 30 di dicembre del 95, entrano e arrestano, cioè immaginate voi, e arrestano il governatore e l'arcivescovo. Quindi un fatto di notevole importanza. Diciamo che poi instaurano, e poi da lì pochi mesi dopo arriverà Angioy con l'incarico di Alternos, instaurano una prima amministrazione, diciamo, con i termini di oggi vagamente progressista. E quindi cambiano tutti i funzionari coinvolti, quelli corrotti, quelli filofeudali, e iniziano a fare un'operazione diversa, ma adesso questa. Poi chiaramente quando riscendono per portare il governatore e l'arcivescovo a Cagliari, già le forze moderate, attenzione a questo passaggio, che stavano a Cagliari, che erano alleate all'inizio con Angioy, non accettano questo atto di imperio, questo atto di forza rivoluzionario, e diciamo così, all'altezza di Sarda, se non ricordo male, c'è non uno scontro armato, ma comunque un contrasto tra questa discesa di miliziani armati con i prigionieri e le forze, chiamiamole così, mandate dagli stamenti e dal viceré per dire attenzione, facciamo le cose, tronchiamo, soppiamo i contrasti, mi raccomando. Però è un primo atto importantissimo. Possiamo dire che in quel momento lì gli amici che l'avevano sostenuto e mandato avanti all'inizio iniziano un po' a tradirlo e a andargli contro. Allora, tu sei già andato molto avanti. Fabio, diciamo qualcosa invece dell'inizio. Tutto inizia quando i francesi vogliono conquistare la Sardegna, arrivano giù, si dividono un po', tentano con la parte nord-est della Sardegna con la Maddalena, poi altri vanno giù verso San Pietro.
è da qui che sì, inizia... vengono poi respinti, Sì. respinti. Sì, infatti, volevo chiedere una domanda. Il fatto che i francesi siano stati respinti nella mente dei sardi, nella mente dei cagliaritani fondamentalmente, implicava che cosa? Che i piemontesi li potessero appoggiare in qualche rivendicazione, oppure come la possiamo vedere? Cioè, come un favore ai piemontesi addirittura? Non lo so, mi lascia un po' perplesso. Molti dicono abbiamo perso un'occasione, diciamo che la storia non si fa né così, vero. nemmeno il romanzo si fa così, però è interessante perché poi è la domanda che tutti si pongono, no? Perché i sardi hanno respinto i francesi? Francesi rivoluzionari, tra l'altro. Francesi rivoluzionari, però attenzione, i rivoluzionari sardi, quelli diciamo così anche moderati, allora anche Angioy non era un rivoluzionario, Angioy era un uomo, un giurista di grandissima levatura che proponeva, che lavorava con i suoi amici, Era un sodali, grandissimo imprenditore anche, anche aveva una visione già molto avanti e moderna. del cotone, esattamente. Si poneva il problema al massimo di una, come dire, ricalibrazione del rapporto tra la nazione dominata, il termine non è che lo sto usando a caso, che era la Sardegna, e la nazione dominante, che era il Piemonte. Cioè era già implicito che i piemontesi fossero i dominanti e noi fossimo i dominati. Tutti gli impieghi erano in mano ai piemontesi. Ma dicevo, i sardi in quel momento, quando le navi, quando una flotta importante dell'ammiraglio Truguet e del capitano Latouche-Treville arrivano davanti a Cagliari, c'è una paura pazzesca. Il viceré dell'epoca, Balbiano, non crede che attaccheranno mai, prende del tempo. Gli stamenti si autoconvocano. Attenzione, gli stamenti sono i parlamenti. Naturalmente non stiamo parlando di parlamenti democratici, no? Stiamo parlando di parlamenti i cui rappresentanti, quello militari, i nobili, dove c'erano anche i feudatari, quello ecclesiastico, l'alto clero, e quello reale, i rappresentanti delle città regge. E nel Parlamento, nello stamento militare si era eletti a vita, quindi si era nominati a vita per il censo. Si autoconvocano e la paura della Francia rivoluzionaria crea un clima di isteria collettiva. Io nel romanzo racconto tutta una serie di episodi che sono effettivamente accaduti, i documenti, i volantini che giravano, lo stato di guerra proprio che viene... Un'isteria religiosa perché i francesi erano considerati quelli che dovevano colpire la proprietà, la roba, e quelli che volevano bruciare le chiese. E si crea, quindi i feudatari mettono mano ai soldi, i nobili mettono mano ai soldi, la chiesa mette mano a tanti soldi, tanti candelabri d'argento, eccetera, eccetera, e viene levata, come si diceva, una grande leva di miliziani da tutti i paesi della Sardegna, in particolare diciamo così, dal Nuorese in giù. Ed effettivamente il fallimento della Francia rivoluzionaria lì nasce soltanto dalla reazione, dal destino, ma perché? Primo, l'operazione francese era stata un fallimento perché era stata organizzata male. La Francia era già dilaniata dal contrasto tra la parte rivoluzionaria di Robespierre e Marat e la parte più moderata dei cosiddetti girondini, che pure in quel momento avevano in mano il governo. Brissot, che era il capo dei girondini, diceva: dobbiamo portare la guerra rivoluzionaria, in realtà era una guerra di conquista, in tutta Europa. E così accendono il fuoco. Quando vengono in Sardegna, il Piemonte, nel 93, il Piemonte aveva già subito le disfatte, era stato già decurtato, diciamo, la monarchia sabauda, della Savoia. Era stato già costituito un dipartimento francese e anche quello di Nizza, il dipartimento delle Alpi Marittime. Quindi quando arrivano qui pensavano, sulla base di informazioni che si leggono in vecchi libri, che era molto semplice, avrebbero aiutato i francesi, come era successo in quasi tutti i centri. La Savoia era insorta per aprire le porte ai francesi. In Sardegna non accade. Perché? Perché
il sistema feudale, diciamo così, si muovono in particolare a Cagliari in particolare, che poi dove era forte presenza nobiliare ecclesiastica, e si crea questo spirito di guerra di religione, mobilitando processioni per Sant'Efisio, mobilitando migliaia e migliaia di militanti e di miliziani. L'esercito ufficiale, quello regolare, era un disastro. Le batterie costiere erano un disastro. Adesso non stiamo a entrare nel dettaglio. I sardi, i piemontesi mi pare avessero un esercito, se non ricordo male, di 1600 uomini. Finisco questo passaggio. Si battono invece con ardore. Praticamente il fallimento dell'invasione francese deriva da due aspetti. Il fallimento proprio dell'armata francese, che era formata in parte anche da volontari di Marsiglia, che erano i più indisciplinati e anche i più feroci, fuggono quando c'è lo sbarco vicino a Quartu, fuggono poi e muoiono annegati, eccetera, e dalla totale insussistenza della difesa ufficiale sabauda, tra l'altro formata in gran parte da mercenari svizzeri e tedeschi. E solo grazie alla presenza di queste milizie sarde i francesi se ne vanno. Ma questo è importante, non tocca di un millimetro ciò che accade poco dopo, perché poco dopo, l'anno dopo, i piemontesi sono cacciati. Quindi l'odio verso i piemontesi, che dileggiavano i sardi, avevano tutti gli impieghi, lasciavano in piedi di fatto il sistema feudale, rimane intatto e non tocca minimamente. Diciamo che questa francese è uno degli aspetti. Questo non vuol dire, perché molti hanno teso in anni passati, per fortuna questo aspetto storico non è più, a chiudere la vicenda rivoluzionaria a Sarda nella sola isola di Sardegna, quasi che fosse o solo un movimento antifeudale, e non era solo questo, o un movimento autoctono all'interno della dimensione monarchica. Non era solo questo, è stato tante cose insieme, ma non si può non pensare che i protagonisti sono tornati adesso ad essere, anche il mio romanzo, ad essere quelli che i protagonisti veri, non tessitori, come dice uno storico, di miserabili congiure, quasi che tutto ciò che è accaduto sia frutto di uno sgarbo, di una congiura, ma di un grande sommovimento, che poi era un sommovimento di tipo europeo. Noi siamo dentro quella grande storia, piaccia o non piaccia. I lumi erano già arrivavano. I lumi arrivavano, e arrivavano anche i volantini della rivoluzione francese, e arrivavano i giornali francesi, e arrivavano tramite le navi svedesi che approdavano a Cagliari e che imbarcavano il sale. Noi le sapevamo, i sardi le sapevano, chiaramente delle elite. Chiudo dicendo che se si va a guardare i testi ci si accorge che non è vero che mancasse un minimo di agitazione filo francese. Quando i francesi attaccano, fanno il viceré, fa delle retate proprio delle personalità e anche dei militanti, chiamiamoli così, filo giacobini che esistevano a Cagliari e in Sardegna, e vengono poi puniti, qualcuno è stato anche fucilato, eccetera, eccetera. Quindi quello è il primo aspetto. Finita la parte di aver cacciato i francesi a Cagliari e alla Maddalena, non dimentichiamo, qualche settimana dopo, i sardi chiedono il risarcimento. Dice: siamo stati bravi, adesso ci dovete dare gli impieghi, non possiamo essere trattati male in questo modo, voi dovete fare questo, questo e quest'altro. Però gli stamenti, che erano formati da nobili, alla fine partoriscono le famose, nel romanzo c'è 5 domande, che sono indietro rispetto a quello che già il movimento stava portando avanti. Queste 5 domande, poi alla fine il re Vittorio Amedeo III le respinge 4 e ne dà una, più facile, e da lì c'è il fermento, la cacciata dei piemontesi, e poi l'omicidio di Pizzolo e Planargia, e poi i grandi movimenti popolari nel Logudoro in particolare. Allora, quello che aggiungo qualche cosa, all'epoca, quando tu stai parlando che le milizie sarde erano quelle che poi hanno fatto la difesa, hanno cacciato, diciamo, i francesi, i piemontesi erano, se non ricordo male, circa 1600 come militari, quindi non è che fossero così tanti,
quindi quello che hai detto tu è corretto, molto giusto. Poi molto, molto divertente, non so se tu l'hai messo nel libro, perché poi lo leggeremo, guarda, lo leggeremo sicuramente il libro, perché da quello che stai raccontando hai mescolato molte cose. Molto interessante è la disfatta francese, quando poi gli viene ordinato di ritornare in patria, perché c'era un'altra guerra, e loro tentano, Treghe tenta l'ultima carta, si gioca il jolly, e la notte, durante la pioggia, la tempesta, il buio, cerca di attaccare Cagliari, se non ricordo male lì nei pressi del Poetto, e invece succede che si attaccano tra di loro, volevano accerchiare la città, invece si attaccano tra di loro, fanno una disfatta e succede il patatrac e quindi scappano via. Poi un'altra cosa molto interessante, tu non l'hai detta, però succede infatti che prima delle 5 domande i piemontesi, il re premia che sono stati bravi, hanno cacciato via i malvagi francesi, ma premia le persone sbagliate. Tu questo non l'hai detto, invece facciamolo capire a chi ci segue, perché sì, loro vanno a premiare chi non ha fatto nulla, a premiare. Aggiungo su questa cosa che stai dicendo. Il premio dei piemontesi è stato questo, sì, a parte qualche persona sbagliata, come tu giustamente hai detto. Esatto. Ma mentre tu parlavi, stavo cercando un appunto, se riesco a trovarlo. Praticamente viene concesso graziosamente dal re ai sardi che avevano pagato col sangue questa con la vita creazione, 24 dotti da 60 scudi ogni anno per sorteggio alle zitelle povere. Il termine sono questi. 4 posti gratuiti nel collegio dei nobili di Cagliari e 2 in quello di Torino e 4 in quello detto delle province. 1000 scudi annui per l'ospedale di Cagliari, l'amnistia per i detenuti per i delitti compiuti prima dell'appello per la difesa del regno. Quindi non c'erano patrioti, erano delinquenti comuni. Chiaramente è una presa in giro. Questo è uno di quei momenti che ha fatto scatenare un po' già il malumore, quindi già da questo degli aspetti. In realtà i sardi chiedevano più spazio, un rapporto diverso tra il Piemonte e la Sardegna. Voglio solo dire una cosa sul Piemonte, perché me lo sono appuntato. Noi pensiamo, allora, il Piemonte era la monarchia più retriva, più retrograda, più reazionaria che esistesse in Europa, più dei prussiani. I prussiani erano più avanzati. A Torino, leggevo da una qualche parte, su 70.000 abitanti, più o meno nel periodo che stiamo trattando, vabbè, era tanto popolatissimo di sacerdoti, ma questo non vuol dire, in Sardegna per esempio il basso clero è stato protagonista della rivoluzione, però era diventato il Piemonte in particolare una specie di convento, e in più c'era una nobiltà militarizzata, feroce. Per esempio in Piemonte c'erano 20.000 preti, 330 nobili di corte, cioè la corte di Vittorio Amedeo III, che non era neanche il sovrano e della Sardegna, aveva 300 persone a corte, immaginiamo lo spreco, eccetera, eccetera. 2.500 nobili avevano totalmente tutti gli alti gradi dell'esercito, tutti gli incarichi diplomatici erano in mano ai nobili, e su 5.000 nobili maschi 3.000 erano al servizio dello Stato, quindi uno Stato che era in bancarotta di fatto. Quando i francesi arrivano qui, il Piemonte era già in catalessi, era già devastato, e addirittura, infatti poi si fa un primo accordo, una prima pace, ma nel 94, l'anno dopo, i piemontesi reazionari si rimettono in guerra contro la Francia, e mal gliene ricolse naturalmente. Quindi ci sono una serie di episodi che devono farci inquadrare la Sardegna dentro lo scacchiere europeo. Questo è molto importante. E poi, tornando al romanzo, c'è un altro personaggio, ci sono delle donne, no? Nel mio romanzo. Io tutte le volte nel romanzo storico evito di mitizzare, per esempio, la figura femminile, perché a noi sardi piace mitizzare la figura femminile, ci piace far vedere che le nostre donne, invece le donne sarde erano come le donne di Liegi o come le donne di Barcellona, no? Con i loro problemi, con le loro vessazioni della società feudale
matriarcale, tutto quello patriarcale, tutto quello che vogliamo. Ecco, detto questo, ci sono dei personaggi femminili che volevo tirare un pochino fuori, ma proprio per pochi istanti. Per esempio, Ittiri, questo grosso centro del Logudò, del nord-ovest della Sardegna, interessante perché uno dei miei personaggi, come dicevo prima, Michela Cugurra, è una bracciante e va avanti di pari passo la sua vita con la figlia del suo, chiamiamolo così, datore di lavoro, con i termini di oggi, la nobile Marianna Serra, che invece è un personaggio reale. Questa Marianna Serra di Ittiri è stata in realtà, anche dopo le vicende che io racconto nel mio romanzo, una fervente patriota, una fervente rivoluzionaria e, secondo una biografia del sacerdote Michele Obino, è stata una sorta di agente segreto di Angioy. Ora, sfrondiamo un po' di cose, però in realtà i figli della nobiltà rurale era vessata, naturalmente in modo diverso, ma allo stesso modo dei loro braccianti. Quindi questa Marianna Serra ha la gravidanza mentre ce l'ha anche lei, quindi io evidenzio le differenze di classe che ci sono, pur essendo Marianna Serra la figlia di un grande proprietario terriero che poi era in realtà il nemico giurato nella storia del conte di Ittiri, l'Edà barone di Uri. Quindi c'è la possibilità nel romanzo storico di raccontare le cose. Per esempio, a un certo punto emerge nella nostra storia un altro personaggio di fantasia, un goceanino, che partecipa alla guerra contro i francesi, poi Angioy, e questo è un fatto realmente accaduto, non del mio personaggio che si chiama Francesco De Marco, che è assolutamente di fantasia, Angioy vuole un gruppo di goceanini che lo proteggano, che lo aiutino, e lui accompagnerà Angioy in tutto lo sviluppo, in tutta la parabola di questo uomo, fino alla disfatta di Oristano, di Angioy, fino alla sua fuga in esilio. Lui non partirà in esilio, ma anche quello mi consente di parlare di come erano questi miliziani, di cosa pensavano, che coscienza avevano, come si innamoravano. Insomma, è una Sardegna povera, ma non prona. E questa è una cosa, ma non in ginocchio, è una cosa importantissima questo aspetto, che noi capiamo che noi eravamo dentro la temperie europea rivoluzionaria, ma c'è da dire anche che noi col triennio rivoluzionario anticipiamo il triennio successivo. Da noi, quando muore questa prima fase nel 96, con la fuga di Angioy e di Mundula e di altri, è in Italia che comincia il triennio arriva un triennio rivoluzionario che porterà alle repubbliche, che porterà alla Repubblica a parte Europa, insomma tutta una serie di cose che porteranno l'Italia a una dimensione nuova. Noi l'abbiamo fatta per primi, ma questo è importante. Ecco, questo è l'ingresso. Sì, ecco. Questo è così, lo dico perché è importante, non l'abbiamo citato. Quando Angioy viene nominato alternos dal viceré Vivalda, è nominato in realtà per farlo fuori. Probabilmente grazie ai maneggi di un abate che si chiamava Sisternes e poi gli avvocati Cabras e Pintor Sirigu fanno in modo che Angioy aveva acquisito non solo un grande potere, ma aveva delle idee che erano in contrasto con quelle del vecchio regime, diciamo, e viene mandato a Sassari a mettere pace nel tormentato quadrante logudorese Meilogu del Sassarese, dove effettivamente i moti antifeudali stavano rovesciando l'impostazione, cioè i vassalli non stavano più pagando i dazi ai loro feudatari, quindi veniva rovesciato completamente tutta l'ossatura economica del momento. Ecco, in questo momento Angioy entra a Sassari e nel febbraio del 1796, e questa è una raffigurazione dell'Ottocento naturalmente, questa è a destra la chiesa, la cattedrale di San Nicola, il capitolo che scende dalla scalinata per accoglierlo, per celebrare il Te Deum. Il Te Deum si celebrava soltanto con i viceré, ma Angioy aveva i poteri vicereali. Quello con la bandiera, secondo gli storici dell'arte, è Gioacchino Mundula. Naturalmente non è accertato, ma Mundula, che comunque era l'uomo di punta della rivoluzione sarda a Sassari
e in più era anche repubblicano, cioè lui non aveva problemi. Quando arrivano i francesi a Cagliari, lui a Sassari fa aperta campagna filo francese, viene arrestato e si passa qualche mese nelle vecchie carceri dell'Inquisizione del Castello. Quindi un uomo coraggioso che ha messo a repentaglio tutto il suo patrimonio ingentissimo. Ecco, lui lo vediamo, io racconto come si organizzavano i repubblicani, insomma, è divertente e anche impegnativo, no? Perché il romanzo storico alcune caratteristiche le deve mantenere, anche se naturalmente l'avventura, anche molta avventura di mare, no? Naturalmente, ma lì ci sono dei personaggi, perché il personaggio forse ci siamo interrotti prima, appunto quel sanculotto che vi dicevo, cioè Arras, che i francesi chiamavano Arras, si innamora di una sanculotta che era imbarcata nel corpo di spedizione francese, e poi hanno una serie di vicissitudini in Sardegna, ma non solo, e accompagneranno tutta questa temperie rivoluzionaria. Sì, allora fai vedere, ho preso un'altra foto, questo documento. Sì. Non lo vedo bene, ma quello è il documento, se non sbaglio, dell'atto di redenzione, non lo leggo bene ma vado a intuito, dell'atto di redenzione tra l'altro 17 marzo, cioè domenica, 16, 17 o 17, 18 marzo del 1796, quando i vassalli di Ittiri e di Uri si ribellano per l'ennesima volta, dopo avergli anche raso al suolo il palazzo, al conte Ledà, e dichiarano di non riconoscere più alcun feudatario, di giurare di difendere questa causa. Ed è una cosa importante, un documento notarile di 4 o 5 pagine che è disponibile per la visione all'Archivio di Stato di Sassari, ed è, diciamo così, quasi emozionante guardarlo, toccarlo, vederlo. Teniamo conto che molti di questi documenti che gli storici nel corso dei secoli, dei decenni, ci hanno portato alla luce e hanno interpretato, furono distrutti. Ci fu un ordine, quando Angioy va in esilio si scatena una feroce repressione antipopolare, diciamo, e l'ordine del giudice Valentino ai governatori fu quello di distruggere tutti i documenti di questo tipo. Quasi tutti sono rimasti come copia, quindi è interessantissimo questo aspetto. Ecco, io dico che Sadie della Sardegna è più, parlo per paradosso, l'atto di rivalsa degli abitanti di Tiesi e del Dipartimento Montemaggiore di cui ho parlato prima, del novembre del 95, o anche questo di Ittiri di Uri e altri che ce ne sono stati nel Milogu, Bonorva, Bonnannaro, Torralba, eccetera, che è la stessa cacciata dei piemontesi, perché i piemontesi, in realtà la monarchia è rimasta, i piemontesi qualche mese dopo sono tornati, il viceré è rientrato, anzi la scelta fatta dal re fu di funzionari che poi furono uccisi nel luglio del 1795, sardi tra l'altro, quindi quando si parlava degli impieghi sardi, poi in realtà Pizzolo e il marchese di Planaro erano sardi, uno di Cagliari e uno di Sassari, furono trucidati alla folla rivoluzionaria, diciamo così, in armi. Poi succede che Angioy a un certo punto scende da Sassari, va verso Cagliari, e a quel punto lì, diciamo che chi l'aveva sostenuto inizia un po' ad andargli contro, perché capiscono che le cose potrebbero cambiare e quindi non è più come prima, quindi i suoi amici iniziano ad avere anche paura. Poi da lì succede, diciamo, il finimondo. Fabio, vuoi dirci qualche cosa? Ma dunque, in realtà volevo soffermarmi di più su Angioy a Sassari. Sì. A Sassari? Sì, fu una permanenza lunga, diciamo breve, che lui, fu ostacolato. Vindice non l'ha detto, aspetta un secondo. Vindice non l'ha detto, ma quando lui parte da Cagliari e va verso Sassari, sì, era un percorso che si poteva fare, diciamo, in 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni. Lui invece ci mise addirittura una quindicina di giorni, perché nel frattempo che andava, durante la strada, si fermava in diversi paesi e da lì veniva accolto, chiedeva anche a chi incontrava nei vari paesi
quali erano i problemi, e tutti poi alla fine spiegavano che il problema è il feudalismo. Quindi quando arriva poi a un certo punto, dopo una quindicina di giorni, lì a Sassari, si ritrova ad arrivare non con poche persone, ma dietro di sé aveva tantissime persone, forse anche 1 migliaio di persone. Allora, Angioy arriva a Sassari, abbiamo detto, il 28 febbraio del 95, riparte da Sassari per andare a Cagliari non con un esercito, come spesso diciamo, ma accompagnato da un bel po' di miliziani e dai dragoni, essendo lui alternos, il 29 maggio. 3 mesi, un governo molto importante, perché anche lo storico più contrario a lui, l'ottocentesco Manno, storico di Alghero, storico di corte di Savoia, che discredita la sarda rivoluzione e la figura stessa di Giovanni Maria Angioy, ha dovuto ammettere, nonostante dicesse che aveva creato un clima di terrore nella città, che ha risolto per esempio il problema annonario. Sassari era alla fame, ci sono tutta una serie di cose, io racconto, tutta una serie di proteste. Risolve il problema del grano, importantissimo. Risolve il problema dell'ordine pubblico. In 3 mesi Sassari, che era una città dove ammazzavano più di una persona al giorno per reati comuni, c'è solo un omicidio, ed è un uomo ucciso dalla propria amante perché lui la voleva abbandonare. Questo si dicono le carte. È costruito... Scusami, una battuta, non è cambiato molto da quello che si guarda qua in questo periodo sul giornale. No, però è stata appunto la donna che... Ecco, questa è la... E poi c'è stato un furto in un negozio, chiamiamolo così, prontamente la refurtiva recuperata dalla milizia. E infatti il terzo punto è che lui ricostituisce una importantissima milizia. Mundula ne è stato l'ispiratore l'anno precedente, ma lui istituisce una vera e propria milizia di cacciatori, cioè sulla base di quella che era stata e di quella che era la milizia popolare cagliaritana, importantissima questa, un po' sullo sfondo di quella che erano le milizie francesi, rivoluzionarie francesi. Angioy parte il 28 maggio del 1796 con, dicono le fonti, con un apparato magnifico di dragoni, di miliziani, eccetera, e inizia a entrare paese per paese. Ora, è uno dei misteri di Angioy, no? Perché è giusto, nessuno mitizza un grande personaggio, ma Angioy, se avesse voluto fare la marcia su Cagliari armata, si sarebbe anzitutto portato Gioacchino Mundula con lui. Gioacchino Mundula non era un capo militare, ma ne sapeva di armi, girava armato, era stato capo dei fondatore della milizia cittadina di Sassari. No, lo lascia a Sassari, diciamo, diventa il sindaco di Sassari, diciamo, il capo giurato di Sassari, e parte con una presenza, diciamo, non enorme di soldati, di uomini armati. Se lui voleva fare questa marcia su Cagliari, avrebbe ragionato in termini diversi. Però, durante la discesa verso Cagliari, la grande spinta rivoluzionaria che era presente, perché lui è arrivato a Sassari sulla base di un entusiasmo popolare gigantesco. Tutte le cronache ci raccontano questo. Anche il giornale di Sardegna, che è stato il primo giornale, vedete, questa era la copertina del giornale di Sardegna, che è il primo giornale, questo è il numero 1, e il giornale di Sardegna è il primo giornale sardo. Ed è una cosa spettacolare, no? Vedete, questa era la prima copertina del primo numero. Vedete, giornale di Sardegna, c'era un abbonamento trimestrale, si andava a ritirare dalla casa della signora. Allora, dice così, si possono andare, si riceveranno da questo direttore provvisionale della Regia Posta, il signor Pasquale Pirisi, i quali avranno l'incombenza di indirizzare e distribuire. Le sottoscrizioni si ricevono in Cagliari dalla vedova Porro nella contrada dritta del castello. Quindi, voglio dire, questo è un giornale, ne sono usciti, è durato 1 anno e mezzo, che era l'organo della parte democratica degli stamenti. Quando Angioy scende verso Cagliari, Angioy è già un uomo dove gli hanno già messo una croce sopra. Chi? Sì, era già L'arcivescovo Melano di Cagliari, il viceré Vivalda, è la parte degli ex democratici
che sono diventati cosiddetti moderati e reazionari. Musso, Cabras, Pintor Sirigu. Tra l'altro alcuni di questi, in particolare Pintor Sirigu, furono i più accaniti cacciatori di angioiani, diciamo, di patrioti, di rivoluzionari, consegnandoli poi nelle mani del boia, Valentino, che è stato un giudice tempiese efferato della Reale Udienza. Dovunque Angioi scendesse, la milizia dei vari paesi, da Ossi, da Cargeghe, da Muros e poi ancora più in giù a Florinas, fino al Meilogu, si gonfia di persone. Lui parla, a un certo punto, lui scende a Cagliari accompagnato da questa milizia e da un importante sacerdote, il parroco di Semestene, Francesco Muroni, importantissimo, perché era un vero prete rivoluzionario. Oggi, se fosse in Sud America, l'avremmo chiamato un prete della liberazione, teologia della liberazione, uomo armato, che traduceva in sardo i discorsi di Angioi. Per esempio, a un certo punto si trovano tra Semestene e Bonorva, dove c'è un grande incontro di miliziani che arrivavano da tutte le parti, e lui parla e traduce quasi in sardo, aumentando, perché Angioi era un uomo anche prudente, eccetera. A un certo punto, per farla breve, arrivati a Oristano, anzi prima a Macomer, c'è un primo scontro, perché si rende ben conto che non tutti, quando esce dal capo di sopra, che i feudatari e i baroni e gli uomini moderati di Cagliari non staranno con le mani in mano, e a Macomer lo fermano. Naturalmente c'è una scaramuccia, entrano a Macomer, saccheggiano un po' di roba, anche la casa del prete, ma è a Oristano che si determina il problema maggiore. C'è uno scontro più o meno all'altezza del ponte del Tirso. Insomma, lì si capisce benissimo che in quel momento Angioi è un uomo isolato, è un uomo finito. Cagliari gli ha voltato, viene destituito, e quindi, nonostante lui da Oristano, ed è un fatto storico molto significativo, chieda alla Francia di fare da mediatrice, sì. Naturalmente il viceré lo accusa di tradimento, per farla breve. Sì. Angioi, per evitare il bagno di sangue, aveva 300-400 persone, gli mandano un esercito di 2000-2500 persone con anche dei pezzi di campagna, artiglieria, arrivavano guidati proprio da quelli che vi ho citato prima. Lui decide che il bagno di sangue non è necessario e inizia una fuga rocambolesca, lo inseguono come un cinghiale viene inseguito dalle torme dei cani, si rifugia a Sant'Ulussurgiu, dove c'è la famiglia degli Obino, che è una famiglia rivoluzionaria molto importante, e poi l'altro passo è nel margine lui ha difficoltà perché quelli di Bortigali lo inseguivano, e poi arriva a Tiesi dove si trincerano, poi li lasciano perdere finché lui rientra a Sassari. A Sassari li riceve Gioacchino Mundula, che aveva già ricevuto una lettera segreta dove informava che la situazione ormai era compromessa. I sassaresi non sanno nulla di questa cosa perché la posta viene tenuta segreta e accolgono Angioi quando arriva come qualche mese prima, come un grande vincitore. In realtà, 2 giorni dopo, Gioacchino Mundula, insieme al figlio, insieme a Muroni, insieme ad altri militanti patrioti e rivoluzionari, facendo finta di fare una passeggiata verso Sant'Ubainzeddu, verso Porto Torres, in realtà poi a Porto Torres si imbarcano e Mundula e Angioi non torneranno più. Muroni tornerà, eccetera, eccetera. Poi c'erano anche altri sacerdoti, Sanna Corda di Torralba, insomma. Ecco, questa è la parte, diciamo così, storica. La parte del romanzo e sono tutti quei personaggi che vi ho citato prima e che interagiscono in che modo alle grandi vicende. Fabio, poi succede che Angioi, lui va a cercare di parlare con il re, va lì in Piemonte, cerca di spiegare le sue ragioni, ma non va così come deve andare, tant'è vero che poi la sua fine va a finire in Francia e lì muore. Se non sbaglio muore poverissimo poi. Cioè Sì, muore poverissimo in Francia, accolto, adesso io me lo ricordo, accolto dai rivoluzionari francesi come uno di loro, tanto so che avevo letto in un libro, mi ricordo, che gli offrirono anche addirittura di ricevere una pensione di là. Lui era talmente una persona intelligente ma onesta
che disse no, non ho bisogno, non li voglio, moli poverissimo, perché tutti i suoi soldi li aveva usati per aiutare i sardi. Perché è un problema che non abbiamo detto poi, anche penso che nel tuo libro tu ne parli tantissimo, adesso qua non ne abbiamo parlato, ma io credo che tu parli del problema proprio della povertà della gente che non aveva neanche da mangiare e proprio mancava il pane. Questo io credo che tu l'abbia descritto. Degli starelli di grano. Sì. Insomma, questo era un motivo molto pesante che ha portato a tutto questo, cioè era davvero un periodo dove c'era la fame, mancava proprio il pane da mangiare. Chi lavorava alla fine, come hai detto tu all'inizio, lavorava solo per mangiare, gli venivano poi tirati fuori questi balzelli che erano inventati per praticamente prendergli tutto, non gli rimaneva più nulla. Certo. Tra il 95 Fabio, e il 96 c'è una grande carestia, e anche nel 94, per cui calano gli abitanti drasticamente e cala la produzione. Chi è che non stava male? Non stavano male i feudatari, perché avevano i loro magazzini, stoccavano tutta la produzione che gli portavano i vassalli, e le stesse città, quindi Cagliari e anche Sassari, non avevano, perché Cagliari e Sassari non erano sottoposte a giurisdizione feudale, no? Erano città regge con i propri organismi, non sapevano come fare. Angioi, quando arriva a Sassari, lo risolve, perché costringe i consigli comunitativi dei paesi intorno a dare del grano. Stesso discorso fa Cagliari. Attenzione, perché l'altro aspetto, in particolare nel cagliaritano, è che molto grano veniva dato alle flotte, per esempio quella inglese che stava lì. La flotta inglese stazionava vicino, tra la Corsica e la Sardegna, e c'erano degli accordi. Quindi di fatto i feudatari, appaltando, prendendo, diciamo, esportavano spesso illegalmente del grano, quindi praticamente non c'era da mangiare. Oltre a tutte le gabelle, adesso non mi trovo da parte tutto ciò che veniva pagato di gabelle, non solo dai poverissimi, ma anche dalle persone più facoltose, una cosa impressionante. Il feudalesimo è stato un blocco dello sviluppo economico della Sardegna, proprio perché era legato a un'impostazione soltanto vessatoria, di rapina. Nel 95 la Sardegna aveva 344.000 abitanti. 344.000 abitanti. Noi ci lamentiamo adesso che stiamo perdendo. L'anno dopo scendono a 330.000. Quindi se adesso c'è 64 abitanti per chilometro quadrato, un esempio che faccio sempre, allora mi pare che fossero 18 abitanti per chilometro quadrato, cioè praticamente spazi giganteschi. E quindi i feudi, non c'era neanche la manodopera, il lavoratore del feudo era quasi alla catena nel feudo perché non c'era la manodopera, però non venivano pagati adeguatamente, insomma, questo è evidente. Mi pare che siamo già oltre la nostra cosa, o dobbiamo fare delle domande? Fabio, tu hai una domanda? No, degli ascoltatori. Allora, c'è una domanda di Maria Antonietta Rivano su YouTube, ma è più una domanda storica. Ci chiede se i francesi siano arrivati anche a Carloforte. Ah, giusto. No, ha ragione. Ci siamo dimenticati nella foga mia dell'esposizione. Okay. È basilare, perché a San Pietro e a Sant'Antioco i francesi arrivano mentre aspettavano tutta la flotta che si radunasse nel Golfo di Cagliari, no? E nel gennaio del 93 occupano San Pietro, Calasetta, Carloforte, scusate. E attenzione, è una cosa straordinaria. Il commissario di governo rivoluzionario di quel corpo di spedizione è un tal Filippo Buonarroti, parente di Michelangelo, grande capo rivoluzionario, ma notissimo all'epoca e anche successivamente il responsabile della congiura degli Eguali, di qualche tempo dopo, che, accolti dalla popolazione in festa, abbattono la statua del fondatore di Carloforte e lo sostituiscono con l'albero della libertà, il berretto frigio, la bandiera della Francia. E per qualche mese quell'isola è stata chiamata Isola della Libertà, con una costituzione specifica, di cui purtroppo non si trova traccia, almeno sulla base di quella francese.
Non a caso Buonarroti, quando... Questo è veramente interessante. Molto interessante. Buonarroti, infatti, Sì, quando ritorna in non Francia sapevo proprio. quando Buonarroti ritorna in Francia e diventa cittadino francese, perché lui era di Pisa, mi sembra, cittadino di quel Granducato, e poi corso, racconta la vicenda, spiega la specificità della situazione sarda, eccetera, e poi era un robespierrista. Poi quando Robespierre naturalmente viene ghigliottinato, lui rappresenta la fascia più rivoluzionaria della rivoluzione di quel periodo, viene incarcerato e poi sarà la congiura degli eguali, ma quello è una fase successiva, ecco. Allora, questa è la copertina del tuo libro. Allora, adesso lo presenterai un po'. Cos'è? Sento un rumore strano. Allora, adesso lo presenterai un po', immagino, in diverse città. So che andrai ad Olbia, Sassari, Cagliari. Cagliari mi sembra sia tra poco. Sì, la prima presentazione, grazie per avermelo chiesto, la prima presentazione è a Cagliari questo venerdì. La Fondazione di Sardegna. Hai qualche altra data? Quando è che vai ad Olbia, per esempio? A Olbia, dunque, fammi pensare, a Olbia è il 23 di marzo, di aprile, a Olbia è il 23 di aprile, adesso non me li ricordo tutti. Non te li ricordi? A marzo, dopo Cagliari, ci sarà Uri il 17, ecco. E poi ci sarà Iglesias il 22 e chiudo il mese il 26 a Sassari nella biblioteca universitaria. Poi ad aprile sono talmente tante, mi pare che siano una decina, che non me le ricordo tutte, ma sono tutte importantissime per me. Io insomma, le curo particolarmente, perché il libro, dico sempre, deve vivere tra la gente, ecco, perché purtroppo non abbiamo in ogni posto una libreria. Dobbiamo portare libri, confrontarci e creare un rapporto. Oggi è l'anteprima, cari amici, oggi vi ha raccontato l'anteprima del libro. Fabio, hai visto qualche altra domanda? Io nel frattempo sto facendo qualche altra cosettina qui. Penso ovviamente alla famosa canzone Procurate e moderare. Ah, sì. Quella canzone è stata scritta da Francesco Ignazio Mannu, un deputato di Ozieri della parte di Angioi. Io uso il termine democratico, ma intendo allora novatore, un democratico comunque, diciamo, nella geografia dell'epoca. Questo inno, sarebbe stato, diciamo così, cantato dai militanti, dai miliziani che seguivano Angioi da Cagliari verso Sassari. Qualche storico racconta che sì, si cantava anche quella canzone, però si cantava anche una canzone francese, che era la canzone tremenda, Rasseirà, Seirà, Seirà, cioè praticamente quella che cantava che gli aristocratici dovessero essere appiccati alla lanterna, che era cantata dalle donne parigine, che erano insomma battagliere, avevano risolto molti problemi. Ed è curioso perché gli storici reazionari dell'epoca, dell'Ottocento, raccontano appunto di questi che avevano anche la coccarda francese a Sassari. Cioè, questo significa, spogliando un po' della propaganda, che una certa pubblicistica, un certo orientamento più progressista era presente in Sardegna. Non era maggioritario, ma pure era presente a Cagliari, a Sassari, in particolare in queste città che erano le più importanti della Sardegna. Sì. Allora, vediamo se c'è un'ultima domanda. Fabio, la vuoi fare tu? Se no, qualcuno che ci scrive. Non ci sono altre domande? No, scrivevano altre cose, complimenti, insomma, guarda, adesso te ne metto uno, eccolo qua. Pamela, complimenti, ascoltarla è davvero un privilegio ed un onore. Quindi... Io sono contento, vi ringrazio davvero voi per questa bellissima organizzazione e chi ci ascolta, non so quanti siamo, ma è molto interessante confrontarci. Poi di persona avremo modo di scambiarci domande, tenendo sempre presente che stiamo parlando di un romanzo, non di una summa di esatto. No, l'abbiamo detto, non sei uno storico. No, assolutamente. Però hai preso, no, guarda, io non vedo l'ora di leggerlo perché sarà molto interessante, sono molto curioso, quindi ti verrò a trovare in uno dei prossimi eventi, così ti abbraccio e mi porto a casa il libro perché sono curioso. Allora, fammi vedere se c'è qualche altra domanda. No, concludiamo qua, tanto sono le 22:12 anche. Fabio, vuoi dire qualcosa? Non ti sento.
Non ti sento. Mi senti adesso? Malissimo. Che succede? Vai. Vabbè. No, che possiamo condividere su Facebook, su Instagram, comunque sia nel gruppo che in pagina, le date delle presentazioni di Vindice. Allora Sì. le spedisco Sì. e poi le mettiamo. Sì, se ci mandi le date, Grazie. le pubblichiamo nel gruppo, ci saranno tanti tuoi affezionati, fans che ti seguiranno. Fabio, spegni il microfono, se no ti silenzio io perché stai facendo un caos. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po', dai, questa è l'ultima domanda, poi vi salutiamo. Dopo la purtroppo fuga di Angioi, che atmosfera ci fu a Sassari e nel resto della Sardegna? Bella domanda. Grazie per la domanda, Giuseppe. Rispondo proprio rapidamente. Non è l'oggetto del libro, ma già si capiva. Una repressione feroce a Sassari e non solo a Sassari, come non c'era mai stata. Le forche subito erette e subito, ahimè, il boia ha iniziato a lavorare grazie a questo giudice Valentino, che era un personaggio, una delle persone più sgradevoli. Vabbè, diciamo nel romanzo non appare perché il romanzo si chiude proprio con la partenza di Angioi, però processi organizzati in fretta e furia, esecuzioni capitali, torture, famiglie smembrate, repressione feroce che è durata anni. Addirittura dopo, quando si creano nuove condizioni rivoluzionarie, bombardamento di paesi come Bono, per esempio. Insomma, la repressione è stata feroce. La repressione dei Savoia e dei sardi alleati dei Savoia. Perché non è che questi erano dei diavoli. C'erano chi li aiutava. Vi ho fatto i nomi prima? Ecco. Allora, chiudiamo con Giuseppe che dice: ti aspetto a Siniscola, quindi... Sì, vedremo. Grazie. Allora, io ti saluto tantissimo, grazie di essere stato qui con noi questa serata. Davvero, allora, perché noi parliamo molto di nuraghi, di preistoria, però c'è un'altra storia che è più vicina, ma molto importante, quindi bisognerebbe conoscerla, impararla, leggerla. Adesso con il tuo libro vi potete avvicinare all'argomento, poi se volete approfondire potete prendere qualche altro libro, magari più specifico e storico. Però già con il tuo libro, diciamo, si capisce molto bene qual è l'ambiente, la situazione. Io saluto anche Fabio, grazie Fabio di essere qui con noi. Complimenti, Antonella ci scrive, grazie a voi che ci avete seguito, vi ringrazio tantissimo, vi auguro la buonanotte, noi ci aggiorniamo presto perché non immaginate nemmeno tutti gli ospiti che avremo prossimamente, sono tanti, su diversi argomenti ritorneremo nuovamente su un po' più di archeologia, quindi andremo su argomenti specifici di 3.000, 3.500, 4.000 anni fa. Grazie a tutti, io vi saluto e vi auguro la buonanotte. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.